Il weekend alle porte ormai lo sappiamo, è quello di Halloween. Ormai l'abbiamo importata sta cosa e un po' tutti ci circolano intorno, ma noi vogliamo darvi le alternative. Cosa fare la sera del 31 per mantenere tradizioni sia a tavola che per quanto riguarda la storia della Sardegna. Ciao Giuditta, buonasera. Ciao Matteo. Buonasera a tutti gli amici di Radio Sintoni. Brava Giuditta, brava, perfetto. Allora, no, perché è importante ricordarsi che la tradizione della Sardegna porta più a pensare appunto ai Sanimeddas, Mottu Mortu, quelle storie che raccontavano e che raccontano ancora magari i nonni ai più piccoli per tramandare, e quindi partendo da qui un po' per ripercorrere cosa si faceva la notte del 31. La tradizione vuole che i bambini girassero per le strade vestiti di stracci, vestiti con i lenzuoli bucati e strappati, bussando alle porte delle case e chiedendo doni per le anime. Infatti da qui deriva il nome I Sanimeddas. E ai bambini non si davano caramelle, però. No, non si davano caramelle, si davano mandarini, mandorle, noci, castagne, pane di sapa, insomma dolci sempre della tradizione nostra e più genuini e sani. Ecco, perché abbiamo chiamato Giuditta, e questo potrebbe essere già una domanda, perché l'ho chiamata per farmi poi licenziare? No, scherzo. Esatto. Perché domani sera c'è una cena della locanda Buoni e Cattivi, che è una locanda che fa parte del grande mondo di Domus de Luna, ma ormai insomma è una locanda conosciuta da tanti perché si mangia molto bene. Avete organizzato proprio una cena I Sanimeddas, detta anche Halloween. Questo mi piace molto, detta anche Halloween, giusto? Esatto, perché non tutti conoscono la tradizione locale, quindi abbiamo messo un rimando, però vogliamo uscire da il mondo commerciale che ormai ci circonda, invece ripercorrere le nostre tradizioni sarde, insomma le nostre radici. E siccome si parla tanto di cibo sano, domani sera voi metterete in tavola un menù fatto tutto di prodotti locali. Esatto, tutti locali e soprattutto tutti di stagione, per cui useremo un po' la zucca, useremo i funghi che in questo momento sono freschissimi e ce ne sono tanti, la cicoria selvatica. Tanti che tanta gente ormai li ha portati via anche tutti, se vogliamo, visto la grande razzia. Ancora qualcuno l'abbiamo trovato. Ecco, meno male. E come dolce? E come dolce faremo un dolce con la ricotta biologica di Siliqua, che appunto è freschissimo, e il cioccolato fondente. Oh, bene, vedi, si può festeggiare una cosa tenendo ben presente le tradizioni e anche mangiando sano, sapendo con certificazione da dove arrivano appunto i prodotti che sono sulla tavola, e così avete fatto alla locanda Buoni e Cattivi. Grazie, bravi, complimenti, e vi invitiamo tutti a prenotare, andare lì da Giuditta. Mi raccomando, Giuditta, vuoi salutare gli ascoltatori? Tutti gli amici di Radio Sintoni. Bravo, che avranno uno sconto doppio a questo punto se si presenteranno. Un abbraccio e buoni Sanimeddas. Ciao, grazie. Ciao.